Io sono su un reparto fitness, tipo di un abbigliamento sportivo con magliette, cestoni, dopo ci sono altre cose da fare, stampare etichette. Monica lavora da 2 mesi in un noto negozio di abbigliamento sportivo. È uno dei volti sorridenti dei giovani di AIPD, Associazione Italiana Persone Down. Con lei ci sono anche Diego e poi Carlo, che sogna di fare il giornalista e ha in mente il titolo del suo giornale, Mestre News. Persone con la sindrome di Down, cariche di energie positive e progetti come l'AIPD, associazione nata 40 anni fa per volontà di alcune famiglie, da 20 anni approdata anche a Venezia. E nell'ambito dei progetti per festeggiare questo compleanno, ecco, chi trova un amico trova un lavoro, che permetterà ad altre 2 persone, una è Monica, l'altra Andrea, di iniziare un percorso di lavoro e formazione. Nonostante pregiudizi non ancora sradicati, la sindrome di Down non è una malattia. Essere down non è essere malati. No, rompiamo subito questo stereotipo e se ce n'è ancora da romperlo, ma purtroppo sì, la sindrome di Down non è una malattia, è una condizione genetica. Una decina i giovani Down che lavorano si stanno formando grazie ad AIPD, 2 gli appartamenti in centro a Mestre, dove chi è in grado può sperimentare progetti di vita autonoma. Monica al lavoro ci va da sola ed è fiera di raccontare che autobus prende. Il lavoro, ci confessa, le piace. È bello lavorare. Sì, tanto. Mi fa anche un po' di sorridere, un sacco. Ben accolta dai colleghi, la sua presenza è ricca e positiva. Storie belle che continuano grazie alla volontà di chi non si arrende e che anche il Comune di Venezia continua a sostenere. Si può sempre fare di più e ci impegniamo sempre a fare meglio e di più. Ovviamente non è una questione solo economica, ma anche una questione di sentirsi pienamente inclusi nei progetti di amministrazione comunale. Noi con AIPD ci sentiamo pienamente in linea, pienamente in coerenza e lavoriamo veramente spalla a spalla sulle singole situazioni, ma anche per fare un'attività di prevenzione alla discriminazione e di vera inclusione.